Buonasera a tutti, buonasera. È un onore ed è un piacere che questo crepuscolo, foriero, si spera, di bel tempo, sia anche messaggero di bella musica e di cultura nazionale. Che cosa intendo dire con questo? Noi questa sera, per tappe, vedremo cosa si è suonato, quanto e cosa si è cantato durante quella lunga fase della nostra storia che alla fine ci ha fatti diventare italiani, e gli italiani di oggi. Si disse allora, fatta l'Italia bisogna fare gli italiani. È un duro compito, ma che non si esaurisce mai, perché la perfezione si può soltanto cercare di raggiungerla. Cantando e suonando però è molto più facile ed unitaria. Sì che dunque, cominciamo così. Era dicembre, 10 dicembre, Doglie Sante Lucie, vicino a Santa Lucia, del 1847. L'Italia ferveva già da molti anni di amore patrio, di desiderio di unità nazionale. Avevamo ben 10 o 11 stati più o meno piccoli, comunque indipendenti, fra loro in Italia, anzi nella regione italiana, ma tutti quanti questi staterelli, queste piccole monarchie, dipendevano dall'Austria-Ungheria, che aveva nella parte settentrionale e orientale quello che chiamavano il Regno Lombardo-Veneto. E da lì, secondo le regole e le leggi della Santa Alleanza, vi ricordate qualcosa da quello che abbiamo studiato? Bene, dominava praticamente su tutta la penisola. Bene, il 10 dicembre a Genova, una sera, ci fu una grandissima adunanza di popolo, ben 30.000 persone che si trovavano lì per una protesta con richiesta al re Carlo Alberto, e gli domandai qualche permesso per gli studenti, la possibilità di parlare, di esprimersi, perché vigevano delle regole molto molto ferree su quello che si poteva dire e pubblicare. Ebbene, a un certo punto c'era una banda, c'erano gli oratori, abbiamo detto 30.000 presenti, suonavano delle musiche patriottiche, perché ce ne sono sempre state tante. A un certo punto la banda intonò degli squilli di un brano che nessuno conosceva e un tenore cominciò a cantare. Fece un richiamo, chiamò tutti e disse: fratelli d'Italia, ricordate, l'Italia se desta. La prima strofa, densa di sentimento, e un coro dietro diceva poi: stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Era nato quello che adesso è il nostro inno nazionale.
sempre così attuale e così commovente questo inno. Una piccola curiosità, quel fratello iniziale ce lo mise Novaro, il musicista, e l'ultima parola, quel sì che aspettiamo di cantare sempre in tutte le manifestazioni, specialmente quando sono sportive, con quello che comporta, bene, ce lo mise la gente di Genova quella sera. Novaro, l'autore della musica, disse: è giusto ed bello. Quindi furono modificate al testo originale solo 2 parole, la prima e l'ultima. La fortuna di questo nostro inno fu notevole, importantissimo, fino a quando raggiungemmo l'unità d'Italia, vale a dire fino alla conquista di Roma. Poi entrò un po' nell'oblio per una questione di politica internazionale. Tornò in auge dopo molto tempo, con varie vicissitudini, nel 1946, quando, diventati Repubblica, si pensò di far giurare l'esercito italiano non con la marcia reale, perché non si poteva, eravamo Repubblica, non con il Piave, che era diventato a suo tempo inno nazionale, non con Va Pensiero, che era un bel coro, ma era finalizzato un'opera, né con una composizione nuova, ma con questo canto degli italiani, che qualche volta ha suscitato delle polemiche, ma il più grande apprezzatore di questa composizione è stato lui, Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, che disse: posso aver fatto anch'io un canto per la nazione italiana, ma quello giusto è quello lì, quello di Mameli. Abbiamo aspettato fino al 2017, ecco, quindi contate voi quanti anni, quando finalmente, dopo molte sollecitazioni, l'interesse del Presidente d'Italia Ciampi, e poi è diventata legge. Finalmente questo è diventato inno nazionale nel 2017 a firma del nostro Presidente attuale, Mattarella. È stato un inno che ha avuto molta pazienza. E allora vediamo adesso